Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento speciale di friulitv.net. Oggi parliamo, anzi anticipiamo quella che sarà la festa dei nonni 2021, lo vedo già collegato da Udine e gli do il buongiorno e il benvenuto. Guido De Michelis, che è presidente per quanto riguarda Udine dell'associazione 50 e più, al quale passo subito la parola perché ci sarà la festa dei nonni anche quest'anno, finalmente si può riprendere, no Guido, in maniera tranquilla, se possiamo usare questo termine, e si potrebbe anche aggiungere una famosa frase: dove eravamo rimasti. Mi senti? Vediamo solo il fermo immagine al momento dell'ospite. Il bello della diretta è anche questo, proprio per vedere insomma il nostro ospite in fermo immagine, in attesa di ripristinare il collegamento con Udine. Dicevo, parleremo della festa dei nonni 2021 che finalmente tornerà, come si dice, in presenza, chiaramente con le distanze di sicurezza, tutto quello che è la norma legata alla pandemia. E allora vogliamo capire quello che accadrà a Udine direttamente con le iniziative legate con l'associazione 50 e più, sempre che il collegamento parta, in attesa di bello della diretta, ripeto anche questo. Adesso proviamo a capire. Momentaneamente è saltata la linea, come si dice in questi casi, ma succede perché fino a 2 secondi prima di iniziare tutto funziona, poi non si sa per quale motivo all'ultimo secondo proprio salta tutto. Allora io approfitterei per fare un giro intanto di cronaca, giusto per darvi un po' degli aggiornamenti di quello che è successo nel corso della notte. Va detto subito che ci sono stati anche degli incidenti stradali in Friuli. Ieri purtroppo una giornata veramente da tregenda per quanto riguarda i sinistri della strada. Purtroppo ci sono state anche 2 vittime lungo la 4 tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana, un furgone di ucraini, all'interno 2 persone, come detto, vittime, scontrati con questo mezzo pesante che si trovava fermo anche lui in coda a causa un incidente stradale che si era verificato più avanti, e dunque di conseguenza poi c'è stato appunto le vittime, ricordiamo l'autista di 37 anni del furgone e la persona che era accompagnata con lui di 68 anni. Poi ieri sera c'è stato un altro sinistro della strada, per fortuna sembrava all'inizio insomma sul ponte del Natisone tra San Giovanni e Manzano, sulla regionale 56, vista la dinamica insomma sembrava insomma, una cosa abbastanza grave, ma per fortuna è stata una fuoriuscita autonoma di strada e alla fine insomma la persona che era alla guida, un ragazzo della zona che si trovava alla guida dell'auto, è uscito illeso dalla stessa e portato in ospedale solo per semplici accertamenti. Un po' di confusione, chiaramente la macchina ha riportato, ma le macchine si possono anche aggiustare, le vite umane no, e alla fine insomma sembrava qualcosa di serio, ma per fortuna, ripeto, tutto bene, quello che finisce bene. Siamo ancora in attesa di capire se ci sarà questo benedetto collegamento. Ripetiamo, è saltato proprio l'ospite, problemi direttamente da Udine. Noi andiamo avanti con la cronaca per dire che proprio in questo momento vi diamo una notizia. Praticamente c'è stato un ferimento con arma da taglio. Si tratta di un 55enne italiano venuto a Udine all'interno del parco della Rimembranza. Il fatto è accaduto l'11 agosto scorso. La mobile di Udine, grazie a tutte le indagini, ha provveduto ad approfondimento degli elementi insieme ai colleghi delle volanti. Dalle prime cure il ferito è stato ricoverato per alcuni giorni a Santa Maria della Misericordia. È stato prognosticato per lui una prognosi di 30 giorni con ferite d'arma bianca e schiena. L'attività investigativa
investigativa ha permesso di acclarare che il tutto è nato per futili motivi. Il 55enne era venuto alle mani con un 25enne del luogo udinese, durante uno scontro fisico lo aveva ferito con un coltello a serramanico. Gli eventi hanno riguardato appunto i due soggetti, si tratta chiaramente di due persone già note alle forze dell'ordine, con precedenti penali e tra l'altro senza fissa dimora. Grazie alle numerose testimonianze, poi anche le telecamere presenti di videosorveglianza, insomma si è riusciti a risalire all'autore e chiaramente per tutti e due al momento ci sarà la convocazione in questura per capire insomma le dinamiche reali dei fatti. Noi siamo in attesa, ripeto, di collegarci con il nostro ospite, ci sono dei problemi, come si dice, sul collegamento audio-video, non ho notizie in merito. Io direi che possiamo chiudere qui questa diretta, visto che non c'è la possibilità di continuare a parlare, altrimenti la notizia di cronaca ve l'abbiamo data. Insomma, attendiamo news. Grazie per la visione e l'ascolto e alla prossima.